Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Raga, sono una pippa. Questa è la 21esima partita, la dovevo registrare. Mi sono dimenticato di far partire la registrazione. Sono veramente un figo indescrivibile. Comunque un primo tempo non bellissimo, 4 punti, 4 assist e 33% dal campo. Sicuramente non una partita incredibile. Comunque siamo matricole del mese. Questa è una soddisfazione incredibile. Ragazzi, a proposito, io non riesco a trovare i vari albidoro, i record delle squadre, tutti questi giocatori del mese, giocatori dell'anno. L'ho letto grazie alle notizie. Quindi se qualcuno mi può dire dove cazzo sono ste robe, perché non le ho ancora trovate, le ho trovate solo nella modalità GM. Adesso raga andiamo, scusate per questo piccolo vaneggio, siamo al quarto, speriamo di giocare tanto adesso. Non mi sono proprio accorto che non stavo registrando, un piccolo fail. Però è stato veramente un primo tempo, un terzo quarto non positivi, quindi diciamo nella... adesso continua la serie negativa, molto bene. Più 10 comunque aiuta. C'è Indiana. Bello sto libro, mamma mia. Bene, questo piccolo vaneggio come Indiana devo rispettarmi, veramente devo portare la squadra alla vittoria. Siamo messi bene in classifica, però stiamo prendendo in casa con Indiana che è messa male nel gioco. Non capisco. Dai ragazzi, dai Kume. Bravo, bravo. Vai Kume. Deve iniziare la rimonta, purtroppo un po' percentuale scarsa del tiro, addirittura un 25. Dopo l'ultima partita che ha fatto un 85 invece, pazzesco. Poi salta un po' a vuoto. Vai numero 7. Devi brillare, cazzo. Anytime a player loses his confidence at the free throw line, particularly a big guy, it changes the way you play. Now you don't want to attack. You don't really want to aggressively. Vai triplone. Triplone veneziano. Bravo Kume. Dai, abbiamo perso i primi tre quarti, ma sto facendo meglio in questi 2 minuti in tutta la partita. Che fail. No, prendere l'imbalzo e fallo subito nello fischia. Prego, sbagliala, bella. Dobbiamo rimontare ragazzi. Fai rimontare la squadra e vinci la partita. Mia Brovac. No, non così magari, grazie. He also has tremendous skill in all of that body. He's got a really nice touch. He can shoot the jump hook with both hands, but he also can shoot the face-up jumper out to bravissimi, bravissimi. Very steady at the free throw line. Bravissimi raga, dai, ho fatto 20 punti per la scorsa partita e 10 assist, adesso invece è molto più basso. In realtà può capitare una giornata storta, però bisogna far sostenere proprio quando registro, cazzo. Solo 3 punti da meno 10, dai. Dai che quarto è il nostro quarto. Sì. 2-0 su 2, quanto godo, li vedi pure. Danny Granger played only portions of 5 games last season, guys, and passaggio rischioso che abbiano fatto, però uno spazio purtroppo. Bel movimento di palla e arriva il pareggio. E anche l'obiettivo dinamico c'è. Se lo dovevamo vincere, adesso lo dobbiamo vincere, eravamo a meno 10. Yeah, I know the frustration dealing with a lot of knee issues of my own in my career. It's difficult when you have to face that year after year. Hopefully Granger will be able to come back and
maintain that, regain, I should say, that all-star form that I once showed. He could be a huge addition. Fallo. No, interfrazione di tempo. Non sto giocando al massimo oggi, Fioi. Il Cume ha festeggiato troppo la matricola del mese. Con Tori ragazzi. Tori è così purtroppo, cioè, quando vuole festeggiare non ci sono le santi e le madonne. Non c'è Giorgione. Però prendiamolo, rimbalzo, Dio santo. After signing the big contract, a lot was expected from Roy Hibbert. Bravo, dai. He put a little pressure on himself, but he also had a wrist injury. Off to a slow start and didn't find his groove until the calendar Bravi. year of 2013. Passaggio per assist, però non arrivano. Non arriva a score, 7 punti e 5 assist. Un po' magra, Dopo i 20 punti e i 10 assist della partita con Houston, mi aspettavo qualcosa di più oggi. Meno male che non è entrata. Vai come. No, non ci credo, era un passaggio perfetto, invece me l'ha presa prima di passarla. Non ci credo, non ci voglio credere. Meno male che veramente nei liberi sono veramente scarsi. 86 pari, partita epica, Fiori. Bellissima. All'Energy Solution Center. The chosen one passes to Burks. Here's the chosen one, defended by George. Kicks to Burks. Riesco a liberare bene per i tiri da 3 purtroppo. He's covered by Watson. 4 on the Bravo shot. Cume. Here's Pietrins. Dio Cristo. As the Pacers gain possession. The Pacers have gone 0 of 6 in the fourth quarter. A disastrous start to the period. 8 da 3, questa è bruttina. It's good, and Watson picking up the assist. Dai, Cume, dai. Watson's got assist number 5 here tonight. He can be dangerous from outside. Sure, he didn't get one. Bravo, questo devi metterlo questo però. Dio, mi fa pifus, fa fanculissimo. Censured by Cume, censured by Cume. And here is Granger. 5 on the clock. Aia, ha fatto qua. Dai veloci. Dai veloci. Non perdiamo, la Dio santo, basta. Che nervio. Pacers leading by 3. Dai, cazzo, dai. To George. And there's the feed to Watson. And George, here we go. Forza Giorgione. This is the West. Dai che sbagliano anche loro, dai. Now Hayward. Pass to the chosen. Sì! Triplona comediana. Grande Cume. Secondo i vostri consigli, ragazzi, avete detto più triplone comediane, anche perché sono appassionato di triplone comediane, non è il mio pezzo forte quando giocavo a basket. Mancino maledetto, come sapete i mancini sono molto pericolosi da 3. Ecco, sono coglioni, Dio santo. Una persa pesante questa. E oggi è una partita così, vai. Fallo, ma va in buona da tomare. Ecco, no, madonna, cioè veramente dai liberi sono una cosa pietosa. Also that they have good basketball IQ. You need to be able to screen and read defenses effectively, and
It's not easy, but it's certainly a good way to play if you've got the right people. Ragiona. Io non voglio, ragazzi, vi chiedo una cosa. Ma perché quando registro perdo più parti? Se con Rocco Utah ne ho perse 3 o 2, no 2 scusate, cioè qua ne sono già persi 50. Io che voglio fare troppo, cazzo, voglio fare le jam session per voi, invece faccio le stronzate per voi, cioè. Vabbè, insomma, sono sempre cose che sono sempre qualcosa, dai, basta il pensiero, no? Una tripla pesante come il culo della Vindy, molto bene. Bravo, questo è punto, questo è assist e silenzio. Dai, 10 punti e 6 assist, proprio il minimo sindacale oggi. Ricordiamo che siamo una matricola. Dov'è il Sbaglia. No, ragazzi, questi tirano i liberi veramente, sono tutti ubriachi, cazzo. Bravo, brutta chiamata, ma che cazzo ti spari CPU però? Dai Vecio, dai però. Ho perso 20 anni. Questa stronzata qua, dai mettila. Era impossibile sto tiro. Vai. 92-91 ragazzi. Cosa? Ha fatto quello che voleva. Va bene. Bravo. Ma non me lo. No, però. Cioè non possono fare sti errori. Cioè non è umano. Cazzo, sotto canestro uno così alto non può sbagliare, Dio santo. Cosa ha fatto Scola? Tapin di Scola. Più 5 su cazzi nostri. You gotta love his positioning as the shot went up. He anticipated that play. Bra! Fallo, ma non serve a poco, devo mettere liberi. No. He's got 10 points and the assist numbers tremendous. His court vision. Uno su due, va bene. He could not be passing the ball 4 any better purtroppo. than he is right now. They're still right in this thing, but missing the free throw keeps them in a 2-possession deficit. Dai, cazzo, possiamo rimontare, portiamola all'overtime. Ciao, Scola, fa quello che vuole. Vabbè. Those can be tough to gauge sometimes. Jazz trail by 6. Here's the chosen one. Looking for Favors. He gets it there. Mamma mia, che rischiata. E l'ho persa adesso, va bene. Niente, sta partita qua bruttina, onestamente. Questa è bruttina. Va bene, cosa positiva. Non è che la squadra sta brillando oggi. Cosa positiva sono i tiri da 3. Fallo chiaramente, ormai le sto tentando tutte. 92-98 ragazzi. Almeno il come matricola del mese, il problema è che se faccio il mese di dicembre così veramente non porto a casa la matricola di dicembre. Guys, they're looking for a way to score here. Yeah, they've had a tough time getting the lid off the basket so far. Diana purtroppo ha beccato la partita della vita, cazzo, non lo so. 6 to shoot. Here's the chosen. Bravo. La stoppata, ma Dio santo però! Ah, disastro. Non segniamo da una vita, ragazzi. And here's Watson. Outside, George.
Shot clock at 6. Aia. And he makes good on the layup. George has got 4 points in the quarter. They're straying away from the three-point game here in the second half. That's fine as long as they're on the lead and they're getting good shots. Decided not to take nearly as many three-pointers in this half. Vai Fio, dai Here's Burks. Burks. Led by Stoa. Grande Kumen, tapping Kumendiano. Tapping Kumendiano, dai, almeno salviamo la faccia. And you know the coach is taking notice of that, Kevin. If he had gotten a chance earlier, they might not have had to dig out of the hole they were in. I mean, that's how well he's played. Ciao Watson. Now Watson. He dishes it to George. Sì, oh, però un po' di bava proprio. Indiana keeps possession. David West, he's checked in for Luis Stoll. Pocket 4. Indiana needs to get a shot off. Granger. They get it again. Watson dishes to Granger. Stoppata, bravo Kobe! Bravo Kobe! Bravo Kobe! Dai che come finisce in bellezza. Siamo giusti nelle nostre medie in carriera, 7 assist, 13 pazzesco. Questa è la nostra media anche in totale della carriera, il nostro primo anno NBA. Sono soddisfatto, ma è finito bene, però sono sconfitta che non ci voleva questa. Utah has gone 3 or 4 from downtown here in the fourth. Hayward passes to the Chosen. He feeds it to Hayward. Vai. Lets it go from deep. No! And the pass to the Chosen. Vabbè, persa, dai. Hayward with the ball. It's off. Peccato, sconfitta ragazzi, mi dispiace, però il comandone è rimasto in media, matricola del mese, adesso ci becchiamo per la classifica per capire come... Ecco ragazzi, come potete vedere nella terza riga Ardito è nominato matricola del mese, quindi questa è una bella notizia, il Comendone. Andiamo a vedere le classifiche. Allora, nella nord-ovest siamo al terzo posto in divisione, 12-8, però siamo tutti belli equilibrati. Nella conference allora, c'è i Boston incredibili, Miami, Chicago, New York, Brooklyn Nets, Washington, Philadelphia, dai tutti loro, nessuna sorpresa negativa. Allora Indiana, con Indiana abbiamo perso, vabbè, nella Western, Houston, Nuggets, Timber, quarti siamo messi bene per il momento, I Clippers sono in recupero, ok. Power ranking, capi classifica, allora punti per partita domina Kevin Durant, rimbalzi Vucevic, assist, ok, il Comendone è decimo, però il Comendone c'è, come potete vedere Steve Nash è andato a Houston, ok, Ricky Rubio infortunato, cazzo, mi dispiace Ricchietto. Va bene, Barea. E poi palle recuperate per partita Rudy Gay, stoppate Tim Duncan, palle perse, cazzo Derek Rose, meno male, noi siamo quarti, però bene. Tiri a canestro, vabbè, insomma qua per sto qua me ne ha fatto un tiro, cioè percentuale da 3, tiri liberi, vabbè qua sono classifiche minuti, LeBron, falli, vabbè qua sono il Comendone è secondo, sono un pazzo, punti, rimbalzi Jefferson, assist, Comendone a 142 però, grande, Come undicesimo, palle rubate, il Cume non c'è, stoppate neanche chiaramente, palle perse, il Cume è terzo, tiri a canestro, ok, tiri a canestro tentati, tiri da 3 realizzati, vabbè questi qua non ci si tira da 3 tentati, qua non ci siamo chiaramente, falli personali sono in fuga, no cazzo, incredibile.
Ok raga, l'abbiamo visto, siamo messi bene, siamo quarti nella conference, Utah c'è, il Commendone anche, matricola del mese, si gode. Raga, un saluto dal Commendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.